L'operazione è un'operazione di respiro internazionale, Predator, proprio perché si riferisce a questi predatori delle aree di servizio, 7 in tutto gli arresti, 1 ancora da effettuare. Sì, predatori che anziché immobilizzare la preda la distraevano con varie tecniche, la richiesta di informazione, diciamo, la distrazione vera facendoli guardare altrove con una scusa, il foro sullo pneumatico, quindi dei predatori veri che venendo dall'estero arrivavano sul nostro territorio e derubavano soprattutto turisti stranieri. Ecco, partivano dalla zona del Cervignanese e del Palmarino e da lì si muovevano nelle aree di servizio. Qual era il modus operandi? L'attività tecnica ha permesso di riscontrare che facevano base proprio in quelle zone, alloggiando in degli alberghi. Nel corso dei mesi naturalmente li abbiamo individuati più volte, le auto segnalate le abbiamo individuate più volte appunto in quelle zone. Poi entravano in autostrada e percorrevano l'A4 fino a Verona, a volte anche l'autostrada fino a Modena, talvolta uscivano a Venezia, quindi un vero e proprio girovagare per fare danni e danni degli utenti. Ecco, il nucleo era composto della banda da 3 persone, però poi c'erano anche appunto delle altre che ruotavano, diciamo che la banda era formata da più persone, le ordinanze di custodia, le 3 ordinanze sono state emesse nei confronti dei vertici del sodalizio. Ecco, c'erano delle tecniche differenti, per esempio la tecnica della distrazione per la frattura di uno pneumatico, ecco, come agivano? Le dicevo, praticamente l'utente, vista la targa straniera, visto che magari c'era una persona a bordo in attesa che gli altri occupanti potessero diciamo, ristorarsi all'area di servizio, veniva abilmente distratta in più modi. A volte bastava una sola richiesta di informazione che determinava l'allontanamento dal veicolo, ovvero anche semplicemente lo sguardo rivolto in una direzione lontana mentre il ladro la distraeva parlando. L'altro, come si nota nel video, in maniera abile, proprio con destrezza, apriva una delle portiere in maniera silenziosa e rubava i beni che trovava sul sediolino posteriore o anteriore, borse, cellulari, un pochino di tutto. Quanti sono in tutto i furti che sono riusciti a mettere a segno più o meno? Allora, i furti diciamo denunciati a noi, sì, poco più di 15, una quindicina. Sì. Naturalmente l'attività era quotidiana, costante, che si svolgeva nel periodo sotto monitoraggio. Qui soggiornavano. Non possiamo escludere, noi ci auguriamo di no, ma non possiamo escludere che di furti ne abbiano fatti altri. Un consiglio agli automobilisti che alla luce di dell'attività che avete prestare svolto. Attenzione, il video serve proprio ora in prossimità delle prossime vacanze natalizie dove la gente si muove a prestare attenzione. Non sempre la persona che si avvicina è una persona che veramente ha bisogno di aiuto, potrebbe essere un malintenzionato, quindi attenzione. E denunciare. E denunciare. Grazie.